L'appartenenza a un territorio passa anche da un inedito incontro di eccellenze, dal calice al piatto, così Colvettorazza al Vinitaly ha colto l'occasione per creare un legame ricco di sapori. Abbiamo creato un abbinamento inusuale, abbiamo voluto provare un abbinamento con il Valdobbiadene Dry, quindi il più ricco di residuo zuccherino che abbiamo in gamma Colvettorazza, facendo un gioco di assonanze e contrasti con lo chef Paolo Speranzon della locanda San Martino di San Martino dal Pago. È stata creata una tartare di rapa rossa con panna acida, con una leggera sfumatura di rafano e di senape, sopra adagiato il caviale. Le sensazioni sapide, salate del caviale con la dolcezza e la terrosità della rapa, la spinta acida della panna acida e del rafano hanno creato un connubio che con il Valdobbiadene Dry si è sposato perfettamente. Protagonista quindi, oltre al Colvettorazza, anche il caviale Giaveri, rigorosamente made in Treviso. Matrimonio che abbiamo fatto con grande piacere. Noi produciamo il nostro caviale da più di 40 anni e quindi abbiamo una grande esperienza e abbiamo anche maturato con questa esperienza la possibilità di avere tante tipologie di storioni e quindi tante tipologie di caviale. Il mercato ci premia e noi siamo molto contenti e quindi con questo matrimonio direi che abbiamo raggiunto un apice e siamo contenti di proseguire così. Una produzione, quella del caviale Giaveri, che viene esportata in tutto il mondo. Noi esportiamo in tutto il mondo e abbiamo la fortuna di avere delle surgive naturali con l'acqua fredda, che è un po' la prerogativa di garanzia del prodotto, e ormai facciamo quasi più di 13 tonnellate di prodotto all'anno, sempre puntando sulla qualità.